Amici di Futsal TV, ben trovati nel ringraziare la straordinaria regia del nostro Francesco Caruso, sempre coadiuvato da collaboratori numero uno, e nel vedere anche il capitano della Meta Catania Carmelo Musumeci pronto con bambino in braccio e forse futuro talento della Meta Catania. Vi salutiamo in questo 8 dicembre nella festa dell'Immacolata, una festa che porta allo spettacolo del futsal. Buonasera da Attilio Scuderi e dal Pala Catania. Tra poco in campo Meta Catania contro Olimpia Verona. Una Meta Catania che vuole continuare la striscia positiva casalinga con 4 vittorie e 2 pareggi in questo campionato. Non si vuole fermare la formazione di coach Quandra, la formazione che sarà orfana proprio del suo allenatore, perché coach Quandra è stato fermato dal giudice sportivo nell'ultimo turno di campionato, 2 turni di squalifica. La vedete la terna arbitrale pronta a fare l'ingresso in campo con Verona, che in questo momento è fanalino di coda della Serie A, ancora nessuna vittoria, ancora non si muove la classifica, formazione giallo-blu che però vuole assolutamente cercare di mettere la testa fuori, magari dare una sterzata. Ci proverà in un campo difficilissimo come quello del Pala Catania, sul parquet del Pala Catania. Meta Catania al terzo posto in classifica, lo ricordiamo, ed eccole le due squadre che fanno il loro ingresso in campo, e noi vi lasciamo a quella che è la colonna sonora della divisione calcio a 5. Le vedete schierate a centrocampo le due formazioni. Cominciamo con la Meta Catania, che ancora non ha Sebi Tornatore, che tornerà la prossima settimana, col numero 2 Pota, col numero 5 Silvestri, numero 6 Pulvirenti, col numero 7 Dialluca, col numero 11 Gaetano Musumeci, col numero 14 Bocao, numero 17 Turmena, col numero 18 Tim, numero 22 il capitano Carmelo Musumeci, con la maglia numero 27 Anderson, numero 88 Manservici, con la maglia numero 90 Corallo, l'allenatore è il signor Orazio Santocono. Andiamo a conoscere Olimpia Verona, allenata da Mirko Reiner, col numero 6 Portinari, con la maglia numero 8 Nardi, maglia numero 9 Fior, con la maglia numero 10 Luca Ian, maglia numero 11 Perroccia, con la maglia numero 16 Santos, con la maglia numero 17 Gianattasio, maglia numero 19 per Ugas, maglia numero 22 Mazzoni, con la maglia numero 76 Caique, con la maglia numero 89 Portuga, maglia numero 97 El Haafi. L'allenatore l'abbiamo già detto, signor Mirko Reiner. E dunque tutto pronto per quella che saranno le emozioni qui al Pala Catania. Ripetiamo, urgono punti e punti pesanti per Olimpia Verona, che si schiera con il numero 22 Mazzoni tra i pali, poi con la maglia numero 10 Luca Ian, lo vediamo dare il 5 proprio al suo portiere. Roster poi completato con la maglia numero 89 da Portuga, quindi Portuga con la maglia numero 89, poi maglia numero 16 per Santos, e roster di Olimpia Verona completato dal numero 8 Nardi. La formazione che parte, il roster che parte della Meta Catania: Tim tra i pali, Maurizio Silvestri davanti alla difesa, Turmena e Carmelo Musumeci ai lati
del tarantolato Provvidenza Giovanni Pulvirenti, fresco, freschissimo di nazionale. La chiamata di coach Bellarte per il capocannoniere in questo momento della Meta Catania con 5 reti e 4 assist, l'universale Giovanni Pulvirenti. Partite le due formazioni e subito possesso per la Meta Catania. Turmena, pallone rimpallato proprio da Nardi, anzi no, non è Nardi in campo con la maglia numero 76, Caique. Portuga verticale, la chiusura proprio di Pulvirenti. Possesso palla ancora per Verona con Portuga verticale. La gioca e prova il controllo con la suola Santos, che non controlla, rimessa in zona offensiva. Adesso per la Meta Catania che se ne va via nello stretto, out di destra. È proprio Turmena che si accentra, prova la conclusione, attenzione perché prova a ripartire Luca Ian, ma Turmena è reattivo e blocca sul nascere il tentativo di ripartenza del capitano dell'Olimpia Verona. Turmena, ancora lui. Prova il brasiliano a trovare centralmente Carmelo Musumeci, ancora Turmena, ancora il capitano della Meta Catania, allarga per Silvestri, Turmena da fuori, la finta, vediamo se la sposta sul sinistro, preferisce partire dall'azione personale del capitano rossoazzurro, ancora Turmena che adesso sbaglia il controllo. Si ripartirà dalla rimessa laterale in favore della formazione giallo-blu. Solo per un attimo possesso per Verona, perché la squadra etnea della Meta Catania riprende a menare la danza e riprende a stare lì al limite. Turmena, chiusura ancora da parte di Santos, il tocco corto centralmente, zona di centrocampo per Maurizio Silvestri. Si scaldano già le due panchine, pronte le rotazioni. Silvestri, ancora Musumeci, prova, si stringono le maglie giallo-blu. Turmena, la finta, Turmena! È il primo squillo della Meta Catania. Ha mandato al bar la marcatura, lo rivediamo, Luis Turmena. Ha mandato al bar totalmente, poi destro secco a battere Mazzoni, il vantaggio della Meta Catania, quinto gol in campionato per Luis Turmena. Attenzione alla reazione di Verona con Luca Ian, la chiusura ancora di Turmena e vantaggio della Meta Catania dopo appena 3 minuti di gioco. Vediamo la reazione adesso della formazione dell'Olimpia Verona. Portuga, la finta, prova a rientrare, tiro cross, non c'è nessuno, parte in contropiede Carmelo Musumeci, chiuso però sul più bello. Attenzione a Portuga che poi perde il tempo, lo recupera Turmena che parte in contropiede, gara elettrica adesso, ancora Turmena, chiuso in fallo laterale. E dunque vantaggio per la Meta Catania. Seguiamo Tim adesso per Musumeci che prova la conclusione. Questa è un'altra soluzione sempre tentata dalla formazione rosso-azzurra, che può trovare superiorità numerica già con roster, perché Tim è sempre stato
un portiere educatissimo con i piedi. Musumeci al volo, prova adesso, trova solo l'esterno della rete. C'è per ora una squadra in campo, è la Meta Catania in sordina Verona, un po' timida la formazione giallo-blu. Santos prova adesso a venire su, prova con l'azione personale, è entrato intanto ancora Santos. Tim, troppo superficiale la marcatura sia di Maurizio Silvestri che di Podda, dovevano essere più aggressivi. Santos ne stava approfittando. Tim bravo col corpo a mettere e a chiudere lo specchio della porta. Ancora palla fuori, ancora Lucayan, il fisico di Musumeci, ma il fisico ancora di Lucayan, poi vince il contrasto di Gianluca. Maurizio Silvestri bravissimo in surplex, se ne va via, zona centrale, poi perde la sfera. Già primi cambi per la Meta che cambia roster. Gianluca, Anderson, Podda e Bocao a far rifiatare il quintetto iniziale. Rimane per ora sempre tra i pali Tim, non si muove. Tim che invita la squadra ad accelerare. Gianluca, Podda, si gioca sempre nella metacampo di Verona. Anderson, ricordiamo che la Meta Catania ha piazzato già il primo colpo di mercato in settimana, è arrivato, attenzione però a Lucayan, se ne va via sull'errore di Gianluca. Lucayan, pallone sull'esterno, è stato bravo Tim a non cadere fino alla fine, pericolosissimo il capitano di Verona che poi non ha trovato la porta, era andato a protezione sia Podda che Gianluca. Anderson perde il pallone Verona, lo riconquista con l'uscita di Mazzoni. Meta Catania che, come abbiamo ricordato, in questo campionato sta facendo una grande cavalcata, solo una sconfitta fino a questo momento per i ragazzi di coach Quannara. Una Meta che è al terzo posto con 20 punti, 5 le vittorie, sono 5 le vittorie, 5 i pareggi e una sola sconfitta per la Meta Catania negli 11 incontri disputati. Meglio della Meta Catania ha fatto solo la L84 che è avanti al secondo posto con 25 punti e soprattutto l'Impus Roma con 28. Ricordavamo il rendimento poi straordinario della Meta Catania in casa con 4 vittorie e 2 pareggi, e anche i 2 pareggi gridano vendetta perché sono state 2 partite letteralmente dominate dalla formazione rosso-azzurra che doveva essere molto più cinica sotto porta ed è stata fermata sul pari. Seguiamo il calcio di punizione per Olimpia Verona, c'è Portuga sul pallone. Vediamo se il suo destro andrà direttamente in porta o il mancino sta cercando spazio sulla barriera fatta da Gianluca e da Anderson un po' più spostato. Destro, Tim risponde presente, parte Podda, in contropiede, Podda! È scoppiato il pala Catania, Michele Podda! La firma così, la chiamata in nazionale, continua sul piede dell'acceleratore, Michele Podda, quarto gol in campionato, magic moment per il tamburino sardo. E lo rivediamo, se è andato a campo aperto e poi diagonale letale. E già 2-0 Meta Catania. Doveva fare questo con la concentrazione massima. La Meta Catania voleva questo, coach Quannara l'aveva detto nelle pre-gara ai microfoni ufficiali. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo stare sul pezzo, non deve ingannare l'ultimo posto di Verona, dobbiamo noi
rendere tutto più facile, e così per ora sta mettendo dentro la meta, che dopo 5 minuti è avanti di 2 gol grazie alla rete di Turmena e al raddoppio qualche secondo fa di Michele Podda. Ancora pallone buttato via da Verona, che sta faticando a imbastire azioni offensive. Adesso è entrato Ugas, che se ne va via, non riesce però a controllare il pallone, che si perde al lato. Può ricominciare la danza della meta Catania e il possesso palla della meta con Gianluca, Bocao, rimangono ancora loro. Questo è il roster scelto da, attenzione ancora Podda, che ci ha provato da distanza siderale ma ha impegnato Mazzoni alla risposta in calcio d'angolo. C'è schema chiamato da Bocao, va Podda, ancora lui dalla lunetta. Pallone fuori, la calcia Bocao. Mazzoni è attento, poi Gianluca ha chiuso sul più bello ancora da Giannattasio, è entrato anche lui a far rifiatare il roster iniziale. Lucayan, il pallone di Ugas ancora per Giannattasio, che però non riesce a trattenere la sfera. Ritornano in campo Maurizio Silvestri, Carmelo Musumeci, Giovanni Pulvirenti e Turmena. Dicevo, in casa meta tanta soddisfazione per la triplica chiamata di 3 giocatori con la nazionale italiana di Bellarte per le qualificazioni mondiali, poi molto importanti per 2 gare decisive. La chiamata per Michele Podda, quella per Giovanni Pulvirenti e soprattutto la colonna che rimane quella della nazionale italiana, Carmelo Musumeci, che è anche capitano. Pulvirenti, pallone che esce fuori, può ricominciare la meta Catania. Tim viene dentro, ancora Turmena, Musumeci, Turmena, la finta, ma ancora cerca di portarsi a spasso giocatori dell'Olimpia Verona, sbaglia però il suggerimento per Silvestri. Attenzione all'occasione, occasionissima per Verona, morbida la fase difensiva della meta Catania in questa occasione. Bravo Lucayan a dare perpendicolare a Giannattasio, che sfiora la rete che avrebbe riaperto la partita. Turmena, ancora Carmelo Musumeci, ancora Turmena, c'è il fallo in questo caso chiamato per il passaggio indietro e dunque calcio di punizione dal limite, ingenuità da parte della meta Catania. Adesso occasionissima per l'Olimpia Verona, parlotta Lucayan con Giannattasio, Ugas e Santos. Le distanze richieste, vediamo chi proverà per Verona. Ghiotta, occasione per la formazione giallo-blu, il tocco Lucayan, chiusura di Carmelo Musumeci con la parte dove non batte mai il sole, la sua parte posteriore, ma quella decisiva se la leghiamo alla fortuna. Silvestri, Turmena, nulla di fatto, era una buona occasione per Verona, peccato non sfruttata da Lucayan. Turmena, Musumeci è un po' il pendolo dell'azione, lo fa anche Pulvirenti, che sta facendo un
un pivot, attenzione a Turmena, Mazzoni, poi Musumeci, ancora Pulvirenti. Mazzoni è bravo in due tempi a intervenire, si è riscaldato le mani sulla botta di Turmena. Pulvirenti che sta agendo da finto pivot, non dà punti di riferimento, sta lì alto, prova a buttarsi dentro i corridoi, prova a creare anche corridoi. Lo vedete, passeggia Orazio Santocono, allenatore in seconda nella giornata di oggi. Vediamo anche il Milva Pellegrino, il preparatore atletico della Meta Catania. Santos, vediamo l'azione personale, prova lo scavetto per Giannattasio che poi frana a terra sulla pressione di Turmena. Sempre 2-0, 8 minuti nel primo tempo, ne mancano 12 alla fine della prima frazione. Decidono le reti di Turmena e di Podda. Turmena che raggiunge Pulvirenti nella classifica cannonieri. Anzi no, lo supera, perché è il sesto gol per Turmena in campionato. Carmelo Musumeci va via, attenzione alla transizione positiva, poi sbaglia il suggerimento verso Santos. Kaikwe. Jorge Santos, la pressione di Turmena, ancora Jorge Santos, poi profondità, ma Luca Ian ha fatto un movimento opposto. Si riparte da capitano contro capitano. Adesso Turmena, Bocao, rimane lui in campo, la finta di Turmena, 2 volte Turmena, 3 volte rischia di perdere il pallone e lo perde perché Luca Ian lo riconquista, poi prova a trovare all'interno dell'area Roccia. Ha fatto buona guardia team, attenzione perché recupera palla Verona che può ripartire. Adesso nuovamente Jorge Santos, doppia finta, la chiusura di Carmelo Musumeci che poi riparte centralmente, se ne va via come sa fare lui, pallone per Turmena, fuori il tocco sotto di Luis Turmena, era battuto Mazzoni, esce proprio Luis Turmena, rientra Podda. Bella la ripartenza della Meta Catania che adesso può tranquillamente gestire il doppio vantaggio, lo fa adesso con team. Siamo a metà del primo tempo, ne mancano 10 alla fine della prima frazione. Podda lascia responsabilità a Carmelo Musumeci, poi Bocao, ancora Podda, se la riprende, si accentra, poi grande botta, ma sta benissimo Michele Podda, è elettrico al massimo, non riesce a stargli dietro, va via sempre con la finta. Bocao, ancora Bocao, ancora Carmelo Musumeci. Pulvirenti chiuso, non riesce a girarsi il numero 6 in maglia rossa-azzurra. Si riparte dal portiere di Verona, Ugas, ancora Podda onnipresente, si intromette Giovanni Pulvirenti, poi pallone che finisce in calcio d'angolo. Ancora cambi, tocca ad Anderson ritornare in campo al posto di Pulvirenti.
il pallone attraversa tutta l'area, c'è un tocco giallo-blu e quindi rimessa laterale ancora per la Meta Catania. Bocao fuori, Gianluca ha provato a coordinarsi, rimane ancora in attacco la Meta. Si riparte ancora dal laterale battuto da Bocao, ancora per Podda, Suola, poi conclusione ancora Muro da parte di Ugas. L'ultimo tocco è proprio di Podda, quindi si ripartirà con il possesso palla per i veronesi. Podda, Anderson, Bocao, Podda, Mazzoni è bravissimo, bella l'azione tutta di prima della formazione rosso-azzurra, bravo, intelligente come al solito Bocao, che ha dato un tocco quasi no look a Podda, che poi aveva messo anche il piedino e lo scavetto morbido. È stato però bravo Mazzoni. Gianluca, Podda, si riparte da Tim, si chiude Verona, Podda con la punta, doveva aspettare forse qualche secondo in più il movimento di Gianluca, non lo ha fatto. Mancano 8:23 sul cronometro alla fine della partita, alla fine di questo primo tempo, scusate. In questa ennesima giornata, la 12ª giornata di campionato, ancora Meta in possesso palla, tiene il possesso palla, adesso non accelera, non ne ha bisogno la formazione di Quandra. Attenzione però adesso all'errore da parte di Bocao, prova la conclusione Nardi, l'ultimo tocco è di Gianluca. Calcio d'angolo per Verona, Portuga limite, non lo fa calciare Anderson, rientra Lucayan, ancora, era buona l'idea, non ci ha creduto forse Portuga, tutta di prima, vedete come poteva crederci Portuga, c'era Tim in traiettoria, pericolosa Verona, conduce la Meta Catania 2-0. Gara che adesso si esprime sul relax e sulla gestione da parte della formazione di coach Quandra, che lo ricordiamo è squalificato per 2 turni. Meta Catania che dopo questo turno di campionato, questa gara al Palacatania contro l'Olimpia Verona, attenzione Gianluca di prima, Mazzoni respinge. Meta che il 22 dicembre andrà a Cosenza, gara esterna contro il Pirossigeno, e poi giorno 29, sempre 29 dicembre, giocherà invece in casa contro Saviatesta Mantova, e poi appuntamento che tornerà dopo la Befana, dopo il 6 gennaio nel grande match a Roma contro l'Olympus. Jorge Santos, avanza Verona, affrontato da Gianluca, prova a saltarlo, non riesce, si intromette Giovanni Pulvirenti che poi si appoggia
su Tim che avanza, ancora Tim, ha provato lui, conclusione che si è persa al lato. La rivediamo, ha trovato luce e ha detto perché non sparo, e ha provato ma non ha trovato la porta. L'estremo difensore etneo che sta facendo bene in questa stagione, ma tutti i portieri della Meta stanno facendo benissimo sotto gli ordini di Weber. Team Tornatore che tornerà la prossima settimana arruolabile, ma anche Manservigi, le gare che ha giocato da titolare quando sono mancati proprio sia Team. Attenzione a Pulvirenti, negata la gioia del piattone gol da Mazzoni. Bravo Dialluca, lo rivediamo, ottimo, guardate il movimento, esci entra da parte dei Pulvirenti, bravo però Mazzoni. Turmena, si riparte da lui, ancora Turmena, out di destra la sua solita mattonella del numero 17 della Meta Catania. Pulvirenti la chiude Lucayan, Portuga, Tim, bravissimo, bravissimo a sradicare il pallone a Portuga, non ha abboccato alla finta. Tim perfetto fino a questo momento, non perfetto invece adesso il passaggio di Musumeci, ma primo time out della partita, rivediamo la grande uscita di Tim ad arpionare il pallone. Noi ci fermiamo, i consigli dei due mister. Riprende il gioco Verona, che purtroppo è fanalino di coda con 10 sconfitte in 10 gare, una squadra che segna poco, pochissimo, solo 13 i gol messi a segno, 55 le reti subite. Peggiore di Verona in fase difensiva è solo Savia Testa Mantova, che ha subito 60 gol. Meta Catania che invece ha siglato 31 reti e ne ha subite però solo 19. La Meta fa registrare la miglior difesa della Serie A. Sono buoni i numeri della cura di coach Quanra, cominciata quest'estate fin dal ritiro, allenatore che da giocatore ha vinto tanto anche con la nazionale spagnola, poi ha vinto tutto in Ungheria e adesso la sua anche scommessa, la sua grande occasione anche nel futsal europeo come quello italiano. Turmena del futsal europeo, diciamo quello che alza un po' i giri della pressione come quello italiano. Jorge Santos affrontato da Gaetano Musumeci, è entrato anche lui, la doppia finta, ancora Santos che poi prova la conclusione. Pallone che esce di pochissimo, insistita l'azione di Jorge Santos. Tim si lamenta un po' con i suoi compagni di squadra
Gaetano Musumeci, poi Luca Ian, ancora Gaetano Musumeci, Turmena! E Gaetano Musumeci gliel'ha servita su un piatto d'argento. Ancora una volta il recupero perfetto, come nell'ultima in casa quando ha messo e ha portato il gol di Giovanni Pulvirenti. Ancora Gaetano Musumeci, assist man, gode Turmena. Doppietta personale per Luis Turmena. Terzo gol della Meta Catania. Al minuto 16 il gol di Luis Turmena. Ancora Gaetano Musumeci, fermato. Pulvirenti. Ancora Carmelo Musumeci, Gaetano Musumeci da fratello a fratello. Danza, il numero 22 rosso-azzurro, palla per Turmena che sbaglia però il tocco, può ripartire Verona, ma sono troppo pochi. Transizione stavolta invece di Carmelo Musumeci che rientra e poi riparte, non vuole accelerare, abbassa i ritmi la Meta. Ancora Musumeci, chiusura di Luca Ian. Riparte Jorge Santos già nella metà campo della Meta Catania, il numero 16, ma Turmena non ci sta. Poi ringhia Portugal, recupera Jorge Santos. Adesso si alzano un po' i ritmi. Molta garra ma anche confusione adesso sul parquet del Pala Catania. Ordine di team, pressione di Carmelo Musumeci, conclusione di Podda, risposta di Mazzoni, poi ancora dentro il gol di Carmelo Musumeci. La mette dentro il capitano. È il 4-0 della Meta Catania. Insistita l'azione, Podda la serve a Carmelo Musumeci, piattone facile facile per il 4-0 della Meta Catania. E dunque 4-0 per la Meta Catania in questo primo tempo. Al 17esimo e 30 secondi il 4-0 di Carmelo Musumeci. Pulvirenti adesso prova. Andiamo un po' a ricordare il tabellino. Il gol di Turmena, il raddoppio di Podda, il terzo gol ancora di Turmena sull'assist perfetto di Gaetano Musumeci e il 4-0 di Carmelo Musumeci, del capitano, sull'assist di Michele Podda. Team centralmente per Corallo, è entrato lui, Corallo! Il numero 90, il quinto gol della Meta Catania, il gol con la maglia rosso-azzurra. Corallo chiama Podda, secondo assist, piattone dentro, 1-2, facile facile, 5-0, manca 1:22 alla fine del primo tempo. È partita praticamente, diciamo, già chiusa. Deve succedere un cataclisma nella ripresa. Meta che ha incanalato, adesso va via Bocao, Mazzoni chiude
sul più bello, vicino al sesto gol la Meta Catania. Dicevamo, deve succedere veramente un terremoto, non che qui non siamo abituati ai terremoti a Catania, però anche quelli solamente che creano poi bellezza e spettacolo, fino a quando sono quelli, quando l'Etna ruggisce come ha ruggito la Meta con Gianluca. L'errore da parte dell'Olimpia Verona, dentro il tabellino delle reti entra anche Gianluca, è il sesto gol, lo rivediamo, l'errore è Gianluca, non se lo fa dire due volte, la punta di destro per il 6-0. E ha totalmente mollato Verona, anche errori. Adesso il fallo su Podda, hanno ravvisato dall'arbitro. Il 6-0 della Meta Catania. C'è il fallo di Corallo adesso ai danni di Roccia. ...30 secondi alla fine del primo tempo, ma gara già incanalata. È pronto Tim. Boccao, chiusura Corallo, tutto solo, pallone verso Gianluca, tiro cross. Non si sono capiti due, il 5 tra Corallo e Gianluca. Luca Jan spazza via 13 secondi alla fine del primo tempo. Pallone restituito dall'arbitro a Tim, credeva che fosse scaduto già il primo tempo, ma mancano solo pochi secondi, è solo questione di attimi. Eccolo qua, arriva il fischio, la sirena della fine del primo tempo, la Meta Catania è avanti 6-0, primo tempo perfetto contro Olimpia Verona, la doppietta di Turmena, i gol di Carmelo Musumeci, di Podda, di Gianluca e di Corallo, due gli assist per Michele Podda, che festeggia alla grande con questo primo tempo la chiamata in nazionale assieme a Pulvirenti e Carmelo Musumeci. Noi ci fermiamo e poi ci risentiamo per la ripresa.
dalla Lega arriva, però arriva, sai, io non sono un tecnico, però per loro è una prova, capito? Uno dentro. Le vedete le due squadre già in campo, riprendiamo la linea dal parquet del Palla Catania, lo vedete che si scalda perché ha preso il suo posto Lorenzo Manservigi al posto di Tim che si accomoda in panchina. Questo sarà un cambio totale, diretto da parte della panchina della Meta Catania, oggi guidata da Orazio Santocono perché è squalificato mister coach Quanra, ma sapete come recupererà poi il tempo perduto con le squalifiche a tempo debito quando sconterà anche l'altra giornata contro Pirossi Genoa Cosenza. E intanto è tutto pronto per il secondo tempo, dove l'impresa è quella di Verona, ma la gara è già praticamente scritta con la Meta Catania avanti 6-0. Il tabellino parla della doppietta di Turmena, parla dei gol di Dialluca, di quelli di Carmelo Musumeci, del gol di Corallo e del gol di Podda, che però poi ha messo lo zampino anche con 2 assist assieme all'assist di Gaetano Musumeci, che ha permesso a Turmena di realizzare la doppietta. Intanto sono ripartite le due formazioni. Turmena, vediamo come gestirà questo secondo tempo la Meta Catania, un secondo tempo che dovrebbe scorrere via veloce, non ha motivo Verona di fare la guerra sul 6-0, non ha motivo di fare la guerra neanche la Meta Catania, ma c'è un rispetto sul campo da parte di tutte e due le formazioni su una gara già incanalata. Continua a mantenere possesso la Meta Catania, riconquista Verona, ma c'è il calcio di punizione fischiato in favore della formazione rosso-azzurra. Turmena rientra, pallone per il capitano. Turmena, Mazzoni, facile telefonata per il portiere dell'Olimpia Verona. Adesso prova il giochetto, si pizzicano che qui Carmelo Musumeci, poi si chiariscono i due, braccia larghe nello scontro. Luca Ian, Portuga, tunnel su Gaetano Musumeci, va via Portuga, la chiude bene Maurizio Silvestri, ottima chiusura del numero 5 rosso-azzurro. Poi Jorge Santos, ancora Gaetano Musumeci, quanti palloni recupera lì, proprio lui, Mazzoni gli nega il gol, peccato. Ancora una bella azione di Gaetano Musumeci, che riesce a pizzicare sempre nelle zone perfette del campo il pallone per consegnare opportunità da rete alla sua squadra. Seguiamo Silvestri, chiusura di Portuga, ci sarà un minutaggio sicuramente più importante per i giocatori che trovano meno spazio nella meta. Silvestri frena, si accentra, pallone per Musumeci, ancora Silvestri. Turmena, Gaetano Musumeci ricomincia da dietro sulla pressione dell'Olimpia Verona. E adesso spazio per il capitano della Meta Catania, petto in fuori, come il suo stile, doppio passo, sembrava Ronaldo contro Marchigiani alla finale di Coppa UEFA.
Scusate il paragone, però la velocità eravamo, non c'era un portiere, c'era un avversario, però quando va con questi doppi passi Carmelo Musumeci riesce a ubriacare. Prova adesso la conclusione sul secondo palo, il pallone si è alzato, Gaetano Musumeci e Portuga vengono richiamati dall'arbitro che vuole calma, non c'è bisogno di alzare i giri del nervosismo. Scorrono via i minuti, ci avviciniamo già al quarto del secondo tempo. Portuga difende il pallone sulla pressione di Bocao, ancora Portuga, Jorge Santos, zona centrale, Rocha, sale la meta Catania, prova la pressione, la finta a eludere Bocao 2 volte, Rocha e poi la parata di Manservigi facile. È un Carmelo Musumeci che si porta a spasso Jorge Santos, poi il pallone lungo verso Gaetano Musumeci, ancora contrasto con Portuga, ancora i due Musumeci, adesso Gaetano Musumeci alza i toni, c'è l'ammonizione per il numero 11 e la meta Catania, i gomiti alti li mima Gaetano Musumeci, quelli di Portuga, interviene l'arbitro. Inutile alzare i toni di una partita che si va a accomodare in panchina. Gaetano Musumeci troppo nervoso e cartellino giallo. Giornalaio vedi che non... Ripreso il gioco, si riprende con il possesso ancora della meta Catania. Corallo vince il contrasto solo per un momento, recupera la sfera, riempia Verona, ancora Jorge Santos, Lucayan, Corallo si intromette, riparte la meta Catania con Gianluca, pallone per Bocao, pallone alto. Lucayan, pressato da Giovanni Pulvirenti, rimessa in zona d'attacco, poi Gianluca, tutto da rifare perché il pallone era in movimento, tiro di Gianluca parato però da Mazzoni che è stato elettrico e bravo. Rocha va via in mezzo, poi subisce la carica di Corallo che viene ammonito anche lui. Rivediamo, è entrato abbastanza duro Corallo.
Rocia ha subito la carica. Adesso arbitro che invita alla calma e va a parlare col capitano della Meta Catania, Carmelo Musumeci, in panchina. Adesso calcio di punizione, Giannattasio col sinistro, la carambola, Pulvirenti spazza via direttamente a fondo campo. Dialluca, break, Bocao, Dialluca, Pulvirenti col piattone sul più bello, non riesce a mettere dentro. Rivediamo, grazie alla superba regia del nostro Francesco Caruso, era facilissimo metterla dentro. Mazzoni ha dato fastidio a Pulvirenti, non ha permesso il settimo gol. Lucayan, Jorge Santos, la chiusura di Corallo, Dialluca, Bocao, ancora la chiusura di Bocao, Corallo prova a uscire via, mantiene il pallone, arriva di gran carriera di Dialluca, pallone dietro per Pulvirenti che lo mantiene in campo solo per un momento, poi la palla esce fuori. Ugas, Lucayan, ancora Ugas, affronta Dialluca, lo chiude Bocao, poi la conclusione finisce fuori rispetto ai pali difesi da Manservigi. Ci avviciniamo al settimo minuto, sempre 6-0. Gara che scorre via veloce. Dialluca che viene, scusatemi, Lucayan, il suo suggerimento finisce direttamente in fallo laterale, lascia il posto a Portuga. E pallone per ancora il possesso della Meta Catania, con Dialluca che chiede troppo a Corallo, che poi dà l'ok al suo compagno di squadra. Meta che ormai sta controllando una gara già chiusa. Ancora Verona, Manservigi c'è e poi il gol di Verona, il gol di Giannattasio che mette dentro sul tiro di Ugas. Giannattasio mette dentro il gol del 6-1. E dunque cambia il punteggio, il gol del 6-1 di Giannattasio.
Meta in possesso, conclusione di Bocao, Mazzoni attento. E quindi il gol da parte dell'Olimpia Verona, il gol, lo chiamiamo nel gergo, il classico gol della bandiera per firmare il tabellino. Musumeci mantiene possesso. Ci avviciniamo a metà del secondo tempo. Chiusura di Portuga che poi prova a rilanciare l'azione. C'è il fallo commesso da Carmelo Musumeci che si becca anche il giallo. C'è un labiale di Carmelo Musumeci all'arbitro. Lo rivediamo, è andato via, vediamo il pallone se l'era allungato. È un giallo forse generoso, lo chiamiamo così. Fatto sta che ha deciso così il direttore di gara. Attenzione, ruba palla, Lucajan, il secondo gol di Verona. Si è addormentata la fase difensiva della Meta Catania e c'è il secondo sigillo per Verona. Meta Catania 6, Verona 2, Lucajan, time out. Il primo della ripresa, c'è molta polemica. C'è Carmelo Musumeci che non digerisce la decisione dell'arbitro. E dunque time out e 6-2 in favore della Meta Catania. Si riparte, Meta Catania 6, Olimpia Verona 2. Gioco ancora fermo. Pallone che viene adesso intercettato, Turmena lo lascia scorrere e dunque si ripartirà. Meta che avanza, Turmena, la finta, pallone per Silvestri. Lucajan intercetta, si sostituisce a Mazzoni, poi prova la conclusione totalmente sbilenca. Turmena.
Siamo a metà del secondo tempo, mancano 10 minuti alla fine della partita. Doppio Verona in questa ripresa. Silvestri. Ancora la meta, Turmena, Mazzoni, poi spara Roccia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la meta Catania, che controlla ancora, ci prova ancora Turmena, trova il corpo di Portuga. Musumeci, Carmelo Musumeci ha provato con la punta, pallone già di nuovo in gioco, calcio d'angolo, Silvestri, Musumeci, limite, scarica, Turmena, ancora Silvestri, sterzata, tiro, ha capito tutto Luca Ian che prova a far ripartire la sua squadra, ma la zona è protetta da Manservigi. Ancora il pallone dentro, Mazzoni fa buona guardia e la chiusura poi in fallo laterale ancora di Carmelo Musumeci. Carmelo Musumeci, ancora lui, pallone per Silvestri, no, ci ripensa, Turmena prova il numero, gli rimane sotto il pallone, la rimessa laterale e per Verona, Luca Ian, profondità, Portuga, poi Carmelo Musumeci, va via ancora, grande numero e poi viene steso sul più bello e cartellino giallo. Cartellino rosso diretto per, lo rivediamo, era andato via Carmelo Musumeci e poi Kayekwe stende Carmelo Musumeci da dietro, per l'arbitro è rosso diretto. Seguiamo il calcio di punizione dove c'è Carmelo Musumeci, Olimpia Verona adesso che dovrà difendere con l'uomo in meno. Vediamo se la meta riesce a gonfiare ancora la rete, ad aumentare il passivo per venire incontro anche alla differenza reti. Bocao, Turmena, si porta il pallone a casa!
tripletta personale, Luis Turmena, e la Meta Catania continua a godere. Attenzione, perché Jorge Santos ha messo dentro, Carmelo Musumeci assieme a Manservigi ha evitato il possibile terzo gol per Verona. Vince due contrasti Gaetano Musumeci, pallone per Turmena, poi per Carmelo Musumeci, dentro l'area, pallone fuori, Turmena, Silvestri, ma c'è la chiusura provvidenziale ancora di Santos, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, c'è Silvestri, lo vedete, pallone fuori, Turmena addomestica ma deve ripartire da Manservigi. Pallone che è uscito, cambi in casa meta, Bocao, Pulvirenti e Anderson dentro. Anderson, Luca Ian anticipa il pivot brasiliano, ancora Verona, ma Anderson è bravo a tornare e a recuperare il pallone. Siamo ormai agli ultimi minuti, ne mancano 7 alla fine della partita. Manservigi bravo, Bocao intercetta, Anderson finta e Luca Ian recupera, sarà laterale però ancora in zona d'attacco, ancora per la Meta Catania. Jorge Santos manda Gianattasio, Manservigi esce, chiude bene, poi pallone ancora a fondo campo, rimessa laterale in favore di Corallo. C'è un contrasto ancora, Jorge Santos rimane a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Bocao, Pulvirenti ha provato la conclusione al volo. Bello lo schema dei rossoazzurri con Bocao che al millimetro va a servire Pulvirenti, che però angola troppo. Non era facile. Portuga si accentra, si ferma, affrontato da Bocao, pallone per Luca Ian che non riesce però a superare Anderson. Stanno andando via altri 2 minuti, ci avviciniamo agli ultimi 5 di gioco.
Lucayan, ancora Portuga, Corallo, Bocao, Anderson, sterzata ma Lucayan si intromette, poi prova il numero ma recupera tra i pali Manservigi. Ultimi 5 minuti. Mazzoni fa ripartire l'azione, Portuga solo per un momento in possesso palla, poi Bocao, ancora per Corallo, occasione buona per Corallo per mettere dentro minutaggio per il numero 90 della formazione rossoazzurra. Ancora il recupero palla da parte della Meta, che però viene sanzionato dall'arbitro. 4:42. Ancora Verona in avanti in questo finale. Jorge Santos, la pizzicata Bocao, rimane ancora in attacco la formazione veronese. Rocha, ancora Portuga, Jorge Santos, ancora Rocha, Portuga affrontato da Anderson che riesce a recuperare il pallone, possesso per Pulvirenti, poi Bocao che spara via. L'errore di Jorge Santos adesso, ormai soltanto dettagli separano la Meta Catania dalla vittoria, una vittoria importante per la formazione di coach Quannara, che continua l'ottimo momento che dura dall'inizio del campionato, una squadra che ha perso solo una volta in campionato. La formazione rossoazzurra mostra solidità di pensiero, anche mentale, perché non era facile affrontare questa gara proprio dal punto di vista dell'approccio e della mentalità, e invece ha chiuso i giochi praticamente nel primo tempo come doveva fare proprio la Meta Catania. Adesso chiuso Anderson, parte Jorge Santos, cerca di vedere il compagno di squadra che entrava ma aveva già recuperato nel non possesso Pulvirenti. Tra poco entriamo negli ultimi 180 secondi. Corallo, bello suggerimento verso Pulvirenti che poi perde il tempo, facilita l'intervento di Mazzoni. Ci avviciniamo ai titoli di coda di questa gara, soprattutto ci avviciniamo a quella che è il fortino della formazione rossoazzurra, che si chiama Pala Catania. Meta che rimane imbattuta sul parquet di casa. Questa sarebbe la quinta vittoria e poi tutto condito da 2 pareggi nei 7 incontri disputati proprio qui in terra etnea. Lucayan, Nardi, ma c'è l'uscita di Manservigi. Poi Turmena mette fuori
invita alla calma l'arbitro, proprio Jorge Santos, poi l'arbitro richiama anche sia Nardi che Silvestri. Carmelo Musumeci vince il contrasto, poi prova ad accentrarsi, se ne va via in contropiede Verona, pallone però non alimentato in zona offensiva perché Silvestri ha chiuso bene. 120 secondi, ormai ultimi secondi che separano la Meta Catania dalla sesta vittoria in campionato, la quinta al Palacatania, che rimane, dicevamo, il fortino rosso-azzurro. Turmena, ancora Carmelo Musumeci, 90 secondi adesso alla fine. Jorge Santos, Nardi, ancora Lucayan, anche Verona ha interesse a far passare i secondi. Tra poco entriamo negli ultimi 60 secondi di gioco. Ci prova Turmena, viene chiuso sul più bello. Prova a ripartire Verona, ma ancora Meta Catania. Turmena! Ma Mazzoni è bravo a negare il poker al brasiliano. Silvestri, Musumeci, ancora per Gaetano Musumeci, ancora il numero 22 della Meta Catania che prova ad andare via centralmente, poi viene esteso, calcio di punizione, il fischio dell'arbitro, 37 secondi alla fine della partita. Seguiamo questa palla inattiva della Meta Catania, ultimi secondi. Esordio con vittoria per Orazio Santoconi in panchina. Bocao, la finta, Gaetano Musumeci, Turmena e poi Lucayan non permette a Bocao la conclusione, ultimi 30 secondi di gioco. Ancora Lucayan, ancora la pressione, continua a pressare la formazione rosso-azzurra, poi Nardi, Rocia, poi pallone che finisce a fondo campo. I secondi finali per la Meta. Silvestri, 6 secondi. Finisce così, vince la Meta Catania che batte Verona per 7-2, la vittoria della formazione rosso-azzurra, una vittoria importante, è la vittoria ancora per la formazione di casa, Meta che vince al Palacatania, è la quinta vittoria al Palacatania, sale a 23 punti in classifica la formazione rosso-azzurra. Adesso la linea alla regia, poi torniamo al campo.
Siamo a bordo campo, sono con l'allenatore in seconda di coach Quandra, sono con coach Weber. Ancora vittoria, è una bella vittoria e la vittoria soprattutto della testa, perché si poteva anche snobbare un po' l'impegno vedendo che Verona era a fanalino di coda, invece la meta è entrata con grande concentrazione. Sì, buonasera a tutti. No, bravissimi ragazzi, sono entrati come abbiamo parlato in settimana con la mentalità giusta, con il ritmo giusto, concentrati. Si è visto, no? Abbiamo fatto un gran primo tempo, il secondo tempo abbiamo gestito un po' di più, ma complimenti ai ragazzi e anche complimenti al pubblico che è venuto qua oggi e ha dato sempre quella spinta in più. Palla Catania, che è il vostro fortino, 5 vittorie, 2 pareggi e questa è la grande base di una classifica importante, però diciamo le cose come stanno, bisogna continuare, ma la meta sta facendo un bel percorso fino a questo momento. Sì, c'è ancora molto lavoro da fare, c'è ancora molto campionato, sta solo iniziando secondo me e dobbiamo continuare a lavorare, a migliorarci. Ringrazio un'altra volta il pubblico perché giocare a casa è sempre bello, con questo pubblico ancora di più, continuiamo a crescere tutti insieme. Grazie a coach Weber, lo ringraziamo. Queste le